La vita non è una casualità, siamo frutto di un progetto che non viene da un Dio freddo e ostile, ma dal cuore di un padre. A dirlo Monsignor Ernesto Luigi Palletti, vescovo di La Spezia, nella messa a Portovenere, partecipata dai giovani pellegrini liguri. I ragazzi, dopo 5 giorni di cammino, hanno sostato in preghiera prima del viaggio verso Roma, dove li attende il Papa. Palletti ha spiegato che non c'è una formula magica con la quale rivolgersi al Signore. Gesù dice di chiamarlo Padre, ciò significa che noi siamo figli. E questo vuol dire che allora la nostra vita è stata pensata prima ancora che si accendesse in noi. Noi siamo nel pensiero di Dio da tutta l'eternità. Chissà se ci abbiamo mai pensato, ma in modo serio, certo pensato sicuramente, ma fermarsi un attimo e dire: Dio mio, tu mi pensi, tu mi stai pensando, tu mi stai volendo in questo momento, tu stai pronunciando il mio nome in questo momento. E allora io esisto. Dio ci prende sul serio più di quanto facciamo noi, ha proseguito il vescovo di La Spezia. La vita dunque non può che essere una chiamata del padre e la risposta dei figli. Non esiste una vita fai da te. È forte, è la tentazione della vita fai da te. Il mondo te la propone, dopo te la propina e dopo te la rovina. Perché quando questa vita vai da te non fa più da te, sei diventato uno scarto. E magari devi essere anche eliminato, perché gli scarti si gettano. Dio non ci chiama come un padrone, ha concluso Monsignor Palletti, ci chiama amici. Di qui la domanda: quanto è vero questo nella nostra vita? Il pericolo, ha dunque sottolineato, è di una vita da credenti dove però non cambia nulla e dove il Signore viene sempre dopo. Che bello se invece aprissimo il Vangelo e dicessimo: Signore, vengo subito. È una grossa sfida, eh? Provate ad aprire una pagina di Vangelo, a caso, tanto non esiste la casualità. E poi, per quanto sia un caso, quella parola di Dio e parla sempre. E quello che ti propone, gli dici: vengo subito.